Euroregione.news. Il radicamento del gruppo della grande distribuzione De Spar in 65 anni di presenza in Friuli Venezia Giulia nella città di Trieste, con un focus sulla crescita avvenuta negli ultimi 25 anni di collaborazione con il territorio, ovvero da quando Spar Austria subentrò nella gestione del marchio alla scambi commerciali. Con De Spar a Trieste una scelta reciproca che dura da 65 anni. Racchiude in sé il senso profondo di un legame solido e duraturo. 65 anni di De Spar, ma con un focus importante sui 25 anni di Aspia, quindi di De Spar qui a Trieste. Tutto questo celebrato nella cornice del Savoia Excelsior Hotel di Trieste, con gli interventi dell'amministratore delegato di De Spar Nord Francesco Montalvo, del direttore regionale Fabrizio Cicero, dell'assessore regionale Sergio Emidio Bini e del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Spar è presente in 48 paesi al mondo e quindi è un marchio riconosciuto veramente in modo importante a livello globale. Oggi la squadra De Spar nella sola città di Trieste ha 29 punti vendita, quindi abbiamo avuto un aumento esponenziale molto importante, e 462 sono i colleghi che lavorano nei supermercati della città. Un numero di occupati quasi quadruplicato rispetto a 25 anni fa. Nell'ultimo anno, fra ristrutturazioni e nuove aperture, sono stati investiti da parte di De Spar Nord oltre 3,3 milioni di euro. Significativo l'impegno nella responsabilità sociale d'impresa attraverso diverse iniziative per lo sport e a favore dell'ospedale pediatrico Burlo Garofalo. Nel 2021 siamo tornati al Burlo con l'allora direttore perché c'era necessità di ristrutturare la sala di attesa, reparto pediatrico e ambulatori. Questi sono i risultati, più di 350.000 euro, grazie alle persone che ogni giorno ci danno fiducia, che entrano nei nostri punti di vendita. Raccolte per il banco alimentare. Un capitolo molto importante riguarda il banco alimentare, e a Trieste, come vedete, questo è il risultato. Abbiamo raccolto e donato 552 tonnellate di cibo che altrimenti sarebbe andato distrutto. E valorizzazione delle filiere agroalimentari locali. Un capitolo molto importante riguarda le aziende del territorio. Abbiamo ormai da 15 anni un progetto che si chiama Sapori del Territorio. Tra le operazioni di rilievo, l'assorbimento di 5 punti vendita dell'insegna ex Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli, che ha salvaguardato 92 posti di lavoro. Due grandi operazioni, la prima nel 2009, quando acquisemmo tutti i supermercati Pellicano del nord-est Italia, e di questi 2 punti vendita erano a Trieste, e nel 2015, l'anno in cui ci fu il problema delle cooperative operaie di Trieste, e noi quella volta ci siamo impegnati per acquisire 5 punti vendita nella città di Trieste, assumendo e quindi facendo lavorare nella nostra squadra 92 colleghi che allora erano dipendenti delle cooperative operaie. Questa è stata un'operazione dal punto di vista sociale molto importante.